Buonasera, benvenuti alla nuova puntata dell'Analisi. Salutiamo e facciamo i complimenti per la rielezione a Mirko Idili, segretario provinciale per la Gallura della CISL. Benvenuto. Grazie, buonasera. Allora Idili, come sempre il congresso che avete celebrato nei giorni scorsi è un momento in cui si fa il punto della situazione, si fornisce anche qualche numero. Quelli del territorio gallurese ci dicono che in 4 anni i disoccupati sono passati dal 9 al 13,3%, che un giovane su 3 è senza lavoro, che soprattutto ci sono 37.000 persone che hanno smesso di cercarlo il lavoro, si sono quindi praticamente rassegnati, almeno questo dicono le statistiche. La domanda che le faccio è questa: potrebbe andare peggio o abbiamo toccato il fondo? Questa è una bella domanda. Certo che se noi pensiamo a un 40 anni fa o 50 anni fa, quest'anno celebriamo il 50° anniversario della nascita della Meridiana, la compagnia di bandiera di Sardi. L'anno scorso c'è stato il 50° della Costa Smeralda. 50 anni fa ci fu la capacità di una classe politica locale, degli amministratori dei vari comuni, quindi dei sindaci, di convertire un'economia basata soprattutto sull'agropastorale in un'economia turistica. Da lì partì la scintilla che diede poi lo sviluppo all'intero territorio, ma anche alla Sardegna tutta, generando occupazione. Quindi la Gallura ha rappresentato e rappresenta tuttora, a dir la verità, nell'immaginario collettivo un territorio con una forte capacità attrattiva e, come dire, di sviluppo dell'occupazione fortissimo. E com'è che ci siamo fermati allora? Ci siamo fermati perché non vorrei essere frainteso, ma ritengo che proprio la presenza della Costa Smeralda abbia rappresentato come dire, una sorta di paravento, di velo, cioè la capacità di produrre un PIL più alto rispetto alla media regionale, rispetto alla media nazionale, la capacità appunto di creare posti di lavoro. La classe politica di questi ultimi 4 lustri Si è cullata sugli allori. Si è cullata sugli allori e quindi anziché fare investimenti in un periodo di vacche grasse e quindi sanare quei gap infrastrutturali che questo territorio ha effettivi, cioè, basta fare un giro per tutta la Gallura e ci si rende conto, ecco, che è un territorio completamente scollegato, ma anche il tessuto connettivo tra le varie comunità. Ebbene, quando appunto c'era la possibilità di fare, non è stato fatto. Arrivata la crisi, di fatto emergono con tutta la loro gravità queste diseconomie che rallentano la ripresa dell'economia locale e quindi dell'economia di tutto il territorio regionale. Però le chiedo, al di là delle responsabilità della classe politica che sono evidenti, non ce ne sono anche delle altre di responsabilità, ad esempio la scarsa attitudine delle nostre imprese a fare rete, a rapportarsi con l'Europa, a sfruttarne le opportunità. Siamo in un'isola dove, insomma, è difficile mettersi d'accordo, ma non soltanto nella politica, probabilmente anche nel mondo del lavoro, non crede? Assolutamente sì. Io ritengo che come dire, la madre di tutte le battaglie non può che essere quella del riconoscimento dello status di insularità, dal quale poi deriva la soluzione di problemi specifici e d'attualità, la questione, ecco, delle zone franche. Poi le chiederò. È evidente che da un lato c'è un concorso praticamente di colpe sicuramente, però il fatto, ecco, della poca capacità di far sistema fra imprese sicuramente rappresenta uno degli elementi, come dire, di criticità dell'economia di questo territorio. Però se non si capisce in maniera chiara che è necessario risolvere diseconomie quali il costo energetico, che è del 30% più alto rispetto alla media nazionale, irrisolta questione della continuità territoriale dei passeggeri ma anche delle merci, la questione, ecco, e quindi tutta la parte che concerne, ecco, l'abbattimento dei costi di produzione, gassificazione, quindi galsi sì, galsi no, ma poi l'infrastrutturazione primaria del territorio con la viabilità
è evidente che questo territorio, cioè questo sistema economico locale, risulta essere poco comunque attrattivo rispetto anche ad eventuali investitori che vogliono provenire Lei dice, da nessuno ha pensato oltretirreno. all'ABC no, Esatto. dei problemi da risolvere. Io ho sentito ad esempio l'appello che ha fatto, noi abbiamo una bellissima esperienza nel territorio, l'Asdomar ad esempio, ho sentito proprio da questi studi l'appello che rivolgeva l'imprenditore Vito Gulli, che ha fatto un investimento importante senza prendere neanche un centesimo di sovvenzione pubblica, però effettivamente il costo di produzione non è competitivo, il costo dei trasporti non è competitivo sul prodotto finale, quindi si rischia comunque, ecco, non risolvendo questi nodi, queste diseconomie, come le abbiamo definite anche nel nostro congresso, diventa difficile, ecco, comunque assicurarsi una ripresa quando la ripresa complessiva avverrà. Ecco. Senta, notizia di oggi, il governo ha deciso di liberare una quarantina di miliardi per pagare i debiti della pubblica amministrazione, 20 nella seconda metà di quest'anno, 20 il prossimo anno. L'intervento è urgente perché il problema è urgente. Oggi in Sardegna i costruttori hanno denunciato che ci sono 360 milioni fermi nelle casse degli enti locali sardi, 240 di questi potevano essere spesi ma non sono stati spesi per inefficienza e incapacità di tenere aggiornati i conti. Quanto costa anche questo problema? Che non è proprio anche di inefficienza della pubblica amministrazione, dell'incapacità insomma di dare risposte anche quando si potrebbero dare. Sì, sono due problemi che devono essere necessariamente aggrediti in tempi rapidi. Uno, la incapacità di spendita e di programmazione delle risorse anche comunitarie da parte della Regione Sarda. Diciamo, ecco, ai sindacati che protestavano nei confronti come dire, della poca attenzione, della scarsa attenzione che la comunità europea aveva rispetto a questo territorio, comunque è stata data, a dir la verità, una risposta molto secca. Le risorse vengono stanziate, ma di queste risorse solo una minima parte la Regione riesce, come dire, a programmarle e a spenderle. Quindi c'è un problema di spendita delle risorse, ma soprattutto di incapacità di programmazione. L'altra questione è la questione appunto che sta di fatto rappresentando un grosso problema per le singole amministrazioni locali, che è il patto di stabilità. Quindi è necessario anche rinegoziare condizioni differenti per riuscire a liberare delle risorse che nelle casse dei comuni ci sono e dare quelle risposte immediate alle imprese, alle piccole imprese che lavorano appunto per conto della pubblica amministrazione, che vengono di fatto a non avere alcun tipo di risposta rapida e paradossalmente rischiano il collasso proprio per inadempienza della pubblica amministrazione. Quindi d'accordo con Cappellacci sulla sua revisione unilaterale del patto di stabilità? Assolutamente, come sindacato, il sindacato sardo unitariamente la questione, ecco, l'avvertenza delle entrate, ma la rinegoziazione del patto di stabilità l'ha messa fra i punti, fra le priorità della battaglia della complessiva avvertenza Sardegna contro lo Stato nazionale. Quindi c'è l'appoggio del sindacato, perché il centrosinistra finora si è dichiarato insomma piuttosto contrario, definendola come una mossa come dire, propagandistica in vista delle elezioni. Voi nel merito siete d'accordo? Noi nel merito abbiamo sempre detto, abbiamo sempre sollecitato la Regione Sarda a attivarsi affinché nella complessiva avvertenza delle entrate, nella complessiva avvertenza Sardegna, si andasse poi nella direzione anche di rinegoziare con la comunità europea anche il vincolo del patto di stabilità. Se la Regione inizia a dare, come dire, delle risposte in questa direzione, il sindacato non può che essere d'accordo. È il momento delle larghe intese, questo anche in Regione, per cercare di superare questa crisi con provvedimenti anche coraggiosi. Cioè, secondo lei i due schieramenti contrapposti in Regione dovrebbero cercare di trovare un accordo per questo anno finale di legislatura? L'auspicio è che, considerato anche il periodo storico particolare che l'economia di questa isola sta attraversando, ci sia un forte senso di responsabilità da parte dell'amministrazione regionale. Tanto tempo, troppo tempo è stato perso rispetto appunto alla gravità della situazione.
È necessario che, ecco, con un moto d'orgoglio, l'intera classe politica regionale concentri il proprio agire di fine mandato nella soluzione di quei 2 o 3 punti fondamentali, strategici, che consentano quindi al popolo sardo di avere un minimo di risposte in termini di pari opportunità, ad esempio con i connazionali di oltretirreno. Senta, ci sono anche tagli naturalmente in questa finanziaria, tagli alla spesa, perché altrimenti i soldi non si capisce come saranno recuperati. Voi vi siete schierati come CISL, ad esempio, contro l'ipotesi di un dimezzamento delle ASL. Ma siamo sicuri, le chiedo, che l'apparato burocratico corrisponda poi a servizi ottimali sul campo? Nel senso, non sarebbe meglio pretendere una sanità di buon livello con più medici e infermieri anziché amministrativi e chiedere magari un passo indietro della politica che controlla, come sappiamo, anche questo settore con risultati che sono sotto gli occhi di tutti? Beh, sì. La risposta è sì, però c'è da dire anche la contrarietà rispetto alla paventata soppressione dell'ASL, quindi all'unificazione dell'ASL di Olbia con l'ASL di Sassari. Noi abbiamo sempre come dire, spinto nella direzione, ad esempio, di avere un confronto con la Regione su deospedalizzazione, su attenzione per i non autosufficienti, per una sanità di prossimità, quindi più vicino possibile al cittadino, per un'offerta sanitaria integrata tra la sanità pubblica di eccellenza e anche una sanità privata, perché non dimentichiamoci che qui esiste una realtà, si spera che si riesca a realizzare al più presto, di eccellenza, che potrebbe essere quella, l'offerta sanitaria privata del San Raffaele o del Bambin Gesù. Il tentativo ecco, di voler prima chiudere l'ospedale di La Maddalena, il tentativo di voler chiudere quindi ridurre come dire, di rango l'ospedale di La Maddalena, l'ospedale di Tempio, lo abbiamo, come dire, contrastato con forza. Ora questa nuova ipotesi di accorpamento di ASL, non vorrei che come dire, dietro questo disegno noi sinceramente temevamo che potesse esserci poi una maggior salvaguardia in termini di organici, poca salvaguardia per gli organici della sanità gallurese. Senta, un'ultima domanda, abbiamo pochi secondi, ed è sulla zona franca. Se ne parla tanto, lei che idea si è fatta? Zona franca integrale, sì o no? Zona franca integrale, zona franca. Allora, prima di tutto vorrei capire, ecco, esatto, vorrei capire, il punto sta proprio qui, l'opinione pubblica ha poco chiaro, il messaggio che viene fuori è una zona franca integrale, fiscale, doganale, si parla di Livigno. Ho sentito il dibattito che c'è stato tra l'eurodeputato Uggias e l'esponente, esatto, la dottoressa Randaccio. Ci siamo fatti tutti un'idea. Sicuramente la direzione è quella di realizzare delle condizioni, come dire, di fiscalità di vantaggio per le nostre imprese. Per poter realizzare questo, dicevo in premessa, è necessario però una modifica dell'articolo 119 della Costituzione, del titolo quinto. È necessario che si facciano che vengano apportati appunto dei correttivi perché poi da questo, e quindi il riconoscimento dello status di insularità, che ci può consentire poi anche ecco, di praticare modelli di fiscalità di vantaggio. Ma lei ci crede che ci sarà questa zona franca prossima estate? Io credo che i tempi siano troppo stretti. E che quindi difficilmente si riuscirà a realizzare ecco, un modello tanto auspicato sia dall'imprenditoria locale ma soprattutto dai cittadini. La ringrazio per aver partecipato all'analisi, grazie Mirko Idili. Grazie a voi. Buona serata e buona serata anche a voi, a risentirci a domani.